17. Gran finale, grande volata finale quella di Paolo Zanatta, che ha battuto Gariboldi e Lazzari, mentre nel grosso lungo vedo Silveri rompendo oramai a 400 metri dalla conclusione. Il suo vantaggio è abissale, sta aumentando in continuazione. Solo in questo momento Filomonetto Kipkovic raggiunge l'apice del percorso. Dai Luca, dai che la curva è con te, vai Luca! A poco più di 50 metri dalla conclusione Silvain rotondo, Campidoglio Palatino, altri doppiaggi proprio negli ultimi metri. Viene a completare vittoriosamente questo cross nazionale, e direi è la corsa più importante di questa 25ª edizione del cross della vittoria. Pochi attimi, attendiamo l'arrivo del secondo. Filemon mette Kipkovic un giro e mezzo dalla conclusione, erano ancora insieme, poi Rotondo ha fatto la differenza ed ecco, secondo classificato Filemon mette Kipkovic. Eccoci Luca. Sarà gialla la maglia del terzo, gialla della Bruniera Prioritaria. Vai Andrea, ancora grandissimo, urta Andrea, proprio nel corso dell'ultimo giro, arrivando al terzo, quarto, quinto Camus, e poi abbiamo visto arrivare anche Diego Gaspari e Diego due altri concorrenti al termine dei 10 km. Ragazzi, non allontanatevi perché la premiazione la facciamo molto presto. Vi ricordo anche che questa è la seconda crossover del cross previsto, sarà seguita poi dalla nona maratonina Vittoria Lata del 21 gennaio, quindi abbiamo anche il primo international che si svolgerà il 15 e 16 maggio, e anche, come avevamo citato prima, la Belluno Petre del 28 febbraio, la prima Belluno Petre non competitiva. Meraviglioso Claudio. Io ho visto passare, ma non volevo interromperti, l'ingegnere Vivian è sempre valido, atleta direi antico, più che vecchio, ci mancherebbe altro, è ancora un ragazzino e riesce a tenere testa agli atleti che hanno 20 anni di meno. Sei un forte Enrico. Dietro di lui Michael Casolini, sempre dell'Atletica Vicentina, e poi via gli altri concorrenti. Ripeto ancora ragazzi, non allontanatevi, non andate a fare la doccia perché vi premiamo. Poi anche per noi ci sarà il pasta party e chissà cos'altro. Dai Cracco! Vai Luca, così vai! Vai, che rabbia Cracco, che rabbia, urta! Vai! Vai, dai, no, urta! Poi abbiamo assieme a Gatorade, poi l'azienda di Nicola Serena,
quindi abbiamo Aries Casteria che ha partecipato anche ai premi di gruppo di società, la Stiglia Bio, anche questa inserita nei premi di gruppo, abbiamo Pasta Jolly, e vista la giornata di giorni nei impianti fotovoltaici EREM, quindi Pizza Vivo che è presente anche con uno stand per il ristoro, Fioresani Biscotti, Ambra Rossa, Birra San Gabriel, presente anch'essa con uno stand, TPM Group, formazione di prodotti metallici, abbiamo poi Power Gas SDA presente con uno stand qui. Brucia tutto Franco, brucia, vai, urta grande Franco, dai Franco, grandissimo, Guazzoli, qualcuno l'ha perso col 781 Luca Favaro della Sindustria Rovigo, poi con l'817 Tranquillo Antonio Gambalonga, Jäger Atletica Vittorio Veneto, che va a effettuare l'ultimo giro, poi conclusione. E perché non è il tuo nome? C'è una volata, signori, una grande volata. Rodolfi che precede di un non nulla, Davide Ceregatti, premio della combattività. No, 1788, Tiziano Rosati della Sindustria. Tranquillo, rilassato, Paolo Negrini a Sindustria Rovigo, applauditissimo. Bello spirito quelli del Rovigo. Guarda entusiasta anche un giovane amico del Sporting Club di Noale, mentre eccolo l'arrivo a braccia alzate. Ciao Decimo! Dove hai di pescare? In montagna tremenda! Loro, Vivian, l'altro Vivian, il fratello dell'antico. Intanto continua ad arrivare a metà dei nomi. L'ultimo che aveva i guanti. Siccome te so che ieri era qui di Rovigo, ma io tutti e quattro di qui di Rovigo. Perché passare via? Adesso le passare. Conclude Agostino Libanori a Sindustria Rovigo, Marcello Benedetti alla conclusione, tanto per cambiare. Filippo Minelli, a Sindustria noi possiamo per i posteri dire perché Alessio Fontana delle Colomiti del conclude Davide Ceregatti a Sindustria Rovigo.